anch'io nel portare i saluti di AGC Veneto alle autorità, ai cooperatori, al tavolo della Presidenza, mi corre l'obbligo però soffermarmi su alcuni punti della relazione dell'amico Rizzi, nonché Presidente uscente. Mi permetto di dire che nella relazione sono stati individuati due fattori, anzi più fattori specifici per la nostra crescita economica, non solo generale, ma soprattutto del Veneto. E sono stati capitale umano, innovazione, capitale sociale, istituzioni. Temi sui quali non tutti, ma due desidero soffermarmi. Uno, il capitale umano, e l'altro, l'innovazione, perché, colleghi cooperatori, attraverso questi due temi si producono competitività, produttività e crescita. Infatti, voi lo sapete bene, in quanto cooperatori, il capitale umano stimola la sua produttività, arrivando a conseguire, come sappiamo, un valore aggiunto maggiore a parità di risorse impiegate. Analogamente, l'ha detto bene il Presidente nella sua relazione, l'innovazione tecnologica e non solo permette la produzione di beni e servizi migliori a costi uguali se non inferiori. E allora, questi effetti sulla produttività consentono una maggiore competitività sia di mercato e quindi una crescita in termini di ricavi e di valore aggiunto. Ma allora, se la crescita, come è stato detto e come ribadisco, passa per il capitale umano, non va sottaciuto in questa sede alle autorità che mi hanno preceduto che gli effetti della crisi sulla crescita e sulle cooperative trova un deterioramento anche sul reddito di esercizio, cari cooperatori, ante imposte per quanto riguarda l'incidenza dell'IRAP sulle nostre cooperative. Mi dispiace, ma questo è un dato che va denunciato e vanno coinvolte le istituzioni, perché l'IRAP che facciamo utile o perdite va ad incidere su quello che è il nostro risultato economico finale ed è un'azione che le nostre istituzioni devono prendere in considerazione. Vi do un dato che è stato fornito dall'ACI, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, alle quali, come avete capito, si va in termini di progettazione nazionale e regionale, che dava un'incidenza da parte delle cooperative a campione su 29.000 cooperative attive rispetto a 24.000 SPA. Nel 2008 la nostra incidenza anti-imposte era del 76%. Il dato del 2013 per la cooperazione rispetto alle SPA è di 226,1% di imposte per l'incidenza IRAP, soprattutto sulle cooperative labor intensive, le cooperative di produzione e lavoro. E quindi, guardo le autorità presenti istituzionali, è una questione che deve essere tenuta e presa in considerazione, perché ripeto, che si faccia utile o che si faccia perdite, l'IRAP incide ed è un dato che va denunciato e che va preso in considerazione. Altro passaggio che ci vede penalizzati per quanto riguarda il distacco transfrontaliero. Stiamo subendo, in questo caso in termini di costi minori di manodopera per questo fatto,
un 20% rispetto al nostro risultato. Ho portato in una sede odierna che sarà oggetto di dibattito questi due dati perché ritengono siano indispensabili in una discussione ma anche in una proposta da fare alle istituzioni, perché se alla cooperazione e all'economia per agganciare, è stato detto benissimo prima, i deboli segnali di ripresa servono alcune cose, è importante che le istituzioni le prendano in considerazione. Alcune cose sono norme chiare, essenziali, che diano spazio e premialità a chi crea sviluppo, e la cooperazione lo sviluppo lo crea. Ha subito e sta subendo la crisi, però regge nel mercato. E allora norme chiare, innovazione, relazione, promozionalità, legame con il territorio. Io mi sento di dire, noi della cooperazione siamo pronti a dare una mano a chi ci governa, siamo pronti a fare la nostra parte, siamo pronti a creare anche, come è stato detto, un'unica centrale diminuendo costi e allargando la rappresentatività in modo più ampio. Però le istituzioni, mi chiedo, sono pronte a fare la loro parte? Io in questo momento non ne sono certa, ma me lo auguro. Buona giornata e buon lavoro a tutti.